3 giovani morti in poche ore tra Padova e Verona e un grave incidente ad Albettone dove 2 auto si sono scontrate frontalmente. È pesantissimo il bilancio di sangue sulle strade del Veneto nella giornata di domenica. Rimane il dolore e il cordoglio per 3 giovani vite finite senza che ci sia ancora una spiegazione a quel che è accaduto. Il primo incidente a Vigonza dove verso le 17 l'auto con a bordo 2 diciannovenni ha sbandato bruscamente, forse per l'eccessiva velocità, e ha travolto 2 colonnine di gas per poi finire ribaltata su un campo. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente gravemente ferito e poi il passeggero che era già morto nello schianto. Sammy El Fartas, studente di Mira, aiutava il papà elettricista per imparare il lavoro. Sarà la polizia stradale intervenuta sul posto a cercare di determinare la dinamica. Poco dopo sui Colli Euganei a Cinto Euganeo un altro gravissimo incidente dove ha perso la vita Nicolò Sinigaglia, 31 anni, titolare del bar Salotto 38 di Este, molto frequentato soprattutto dai giovani. Stava tornando a casa a Lozzo a Testino dove abita con i genitori dopo aver chiuso il locale alle 18 come da ordinanza. L'auto è sbandata improvvisamente ribaltandosi su un campo. Potrebbe aver sterzato bruscamente per evitare un animale sulla strada, forse un cinghiale. I carabinieri di Abano si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sempre sui colli ad Albettone, all'altezza dell'incrocio con la Riviera Benica, uno scontro frontale ha provocato 2 gravi feriti. 2 auto si sono scontrate frontalmente, mentre a Verona ha perso la vita un motociclista deceduto domenica a Villafranca. Si chiamava Luca Belgrado, 28 anni, di Mozzecane, era a bordo della sua moto e si è scontrato con un'auto all'altezza di un distributore di benzina. Le indagini sono curate dai carabinieri di Villafranca.